Oggi un interessante incontro qui presso la vostra sede centrale, ma è il primo di uno dei tanti che si sono svolti. Parlate di pillole di educazione finanziaria, una posta che si apre sempre di più al mondo del risparmio, al mondo delle banche, insomma. Sì, noi partiamo dall'evidenza che gli studi di settore indicano che l'Italia fra i paesi del G20 è quella che ha la più bassa conoscenza a livello finanziario. Quindi abbiamo gestito, progettato queste sessioni didattiche. Questo è il terzo ciclo, perché siamo stati già a Palermo e a Catania, ora ad Agrigento nell'ufficio più grande, in cui pensiamo di poter dare dei suggerimenti e condividere un po' la necessità di maggiore consapevolezza dal punto di vista della pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Poste Italiane è molto vicino a queste tematiche sociali, inclusive e sostenibili. Poi abbiamo la possibilità di farlo, secondo me, in maniera molto efficace, perché siamo molto capillari, siamo molto presenti sul territorio, possiamo parlare con tantissime persone su una delle cose che è probabilmente fra le più importanti in assoluto per quanto riguarda la gestione familiare. Quindi anche del risparmio, per consulenze anche per la liquidazione, la gestione del risparmio, insomma pensare anche alla vecchiaia, al futuro, no? Sì, in particolare mettiamo l'accento sul fatto che l'italiano ha una grande propensione al risparmio, è un grande risparmiatore, ma c'è in giro un eccesso di liquidità, quindi sono delle somme che detenute in prodotti infruttiferi per lungo termine magari vengono erosi dall'inflazione. Poi l'italiano si protegge poco dagli imprevisti che, se capitano, possono essere devastanti per quanto riguarda la situazione finanziaria di una famiglia, e parliamo anche di questo, ma anche del gap previdenziale che probabilmente si avrà quando si andrà in pensione. Anche lì solo una parte degli italiani, ancora troppo bassa, si preoccupa in tempo di utilizzare gli strumenti adeguati per colmare questo gap previdenziale che poi avrà al momento della pensione. Quindi velocemente che consigli dare all'utenza, che tipo di consulenza darete? Allora noi facciamo anche questi cicli didattici per chiedere un maggiore investimento in tempo sulla consapevolezza finanziaria, ma poi soprattutto andate e rivolgetevi a un esperto o a un consulente di fiducia che vi può dare i giusti suggerimenti, quindi miglioriamo la nostra conoscenza, ma poi rivolgiamoci a uno che lo fa di mestiere e ha aggiornato gli strumenti adeguati da utilizzare. Un commento, un parere su questa lezione, su questa consulenza fatta qui ad Agrigento alla Posta Centrale, dove si parla di educazione finanziaria? Allora, io l'ho trovato molto interessante, il consulente Marino è stato chiarissimo. C'è qualcuno forse che non ha capito bene il senso, perché poi alla fine l'importanza di queste spiegazioni, di queste pillole, è quella di dire: rivolgiti a un consulente nostro che è il vero esperto, il quale ti saprà consigliare in base alle tue esigenze, perché le esigenze sono diversificate e le risposte sono anch'esse diversificate. Quindi il risultato di tutta questa conversazione è chiaro: rivolgetevi ai consulenti e esponete le vostre situazioni.